L'accessibilità acquea in laguna è sempre più un'emergenza. Nonostante le risorse già stanziate, il 1.000.000 di metri cubi da scavare per riportare alla quota prevista tutti i canali navigabili attende da anni, a partire dai circa 300.000 metri cubi di sedimenti da scavare per risolvere i problemi immediati di navigabilità del Malamocco Marghera. La situazione è tale che per sicurezza la Capitaneria di Porto ha dovuto imporre limitazioni che finiscono per colpire principalmente il traffico container. Noi da mesi, da anni stiamo dicendo che c'è la necessità di procedere con una pianificazione che porti ai dragaggi manutentivi ordinari, non emergenziali, del porto di Venezia. Abbiamo messo a bilancio 23 milioni di euro per gli escavi di Venezia e 4 per gli escavi di Chioggia. Siccome alcuni passaggi fondamentali stanno in capo ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre articolazioni dello Stato, noi più che sollecitarle, spingere, proporre alternative, proporre soluzioni A, B, C, D finché non arriviamo alla Z, non possiamo fare. Nel corso dei secoli Venezia ha dovuto difendere il suo primato commerciale e marittimo in più di una guerra, ma oggi deve confrontarsi con qualcosa di più temibile, la burocrazia italiana. Una parte consistente sicuramente delle competenze stanno in capo al Provveditorato alle Opere Pubbliche per quanto riguarda sicuramente il piano morfologico e l'individuazione dei siti di conferimento dei fanghi, c'è sicuramente l'ormai mitico nuovo protocollo fanghi fermo da chissà quanto tempo, che doveva essere imminente 1 anno e mezzo fa e che ancora non è uscito e mi si dice che è fermo in qualche corridoio del Ministero dell'Ambiente. Ci sono una serie di provvedimenti che stiamo attendendo. Il 30 ottobre sarebbe dovuta arrivare dall'estremo oriente la più grande nave portacontenitori mai giunta al porto di Venezia. Sarebbe perché in queste condizioni non si può più. Un danno anche d'immagine difficile da calcolare. Da questo momento in poi si iniziano a perdere posti di lavoro. Assolutamente signori, non è impossibile anche per l'uomo della strada. Arrivano meno navi, ci sono meno chiamate dei lavoratori della compagnia lavoratori portuali, ci sono meno possibilità di generare ricchezza per i terminal, ci sono meno circolazione di camion o di treni che portano meno merci. Non è impossibile capire che se comincio a mettere insieme meno, a un certo punto arrivo anche a meno lavoratori.